Ecco qua. Stiamo al terzo piano. Andà prenotata, la pensione Roma. Mi piace il nome, così se sentiamo più a casetta, no? Bravo, fa. Tu padre sarebbe orgoglioso. Me se stanno a risvegliare i cromosomi. I miei ancora un po' si cagano sotto, però. Puntualissimo come sempre. Dalle Cristoforis confermato. Avrebbe dovuto. L'apertura è a tempo. Da lì si entra, caro Fabio. Mi pare forte Nox. Vabbè, ma mica dovevamo fare ancora per la tabaccheria, No. Vedi, tutta sta roba la notte va in cassaforte. Brutti ladri schifosi! In galera! Fabio, già ci hanno beccato. La dovete pagare tutti quanti! certo! Ma no, vedi. Fai schifo! Figlia di puttana! Schifo! Vada via il culo! Ma chi è? Ma un altro di quelli, uno che ha preso tangenti per decine di miliardi. Guarda sti infami ladri zuzzi. No, perché a me queste cose mi fanno un cazzo davvero. E li rubano il sorpetto e chiude. Andiamo a lavorare, dai. E bussa. C'è il campanello. Scusi. E desiderano? Volevamo dare un'occhiata così in giro. No, siccome lui si deve sposare, allora volevamo comprare una fede. 2 fedi, una pure per la signora, per mia moglie. Mi dispiace, ma proprio stamattina la gioielleria è chiusa per una vendita privata. Beh, casomai torniamo nel pomeriggio. Tu c'hai da fare? No, guardate, è inutile che ritorniate. Le fedi potete trovarle anche da un'altra parte. Ma guarda sto cavone. Dai, là. Ma dai, ma perché non ho capito il cash deve entrare? Ma guardate un po'. Tu te faresti entrare? Forse no. Più veniamo pure per rubare. Scusi, no, è permesso? Buongiorno. Buongiorno, prego. In questo punto esatto, bucheremo. A me quel segno non mi convince. E di che cosa ti sta a preoccupare? Guarda che sotto solo a Milano pullola dei graffiti e dei reperti archeologici. Quel segno là sicuramente ce l'avrà fatto qualche centinaio d'anni fa un longobardo. Un longobardo? E l'ha fatto col gesto sotto accesso da gioielleria. Ma vaffanculo, va. Non vedi che c'è. Ah, eccoli qua, i desaparecidos. Colleghi, aspetta un attimo, noi ti possiamo spiegare, Siamo scappati perché abbiamo sentito arrivare il guardiano. T'avrà beccato a te, sicuro. Non mi ha beccato nemmeno 2 sere dopo quando ho venduto il mio sistema ad altri. Ma che sei scemo, come ad altri, oh? A dei professionisti seri, non a dei cazzari come voi. Loro mi hanno dato 500 milioni, Beh, vabbè, ma non è giusto, però, Senza avvertire, io già stavo a fare i sopralluoghi. Lasciate perdere, è un consiglio gratis. Quella lì è gente che non scherza. Menano. No, sparano. Capito. Aspetta, dove vai a colna? Tropici? La festa ricomincia. Un longobardo, Una banda di longobardi.
Sì? Accendi il gruppo. Ok, subito. Presto, scappa! Scappate, la polizia, la polizia! Dai! Ma che bravo. Eh sì, sembra un cane da circo. Ma che circo? Gli ho imparato tutto quanto io gli ho imparato. Giù, sta giù, se no buschi, sa? Giù! Deborah! Tieni, portagliela un po'. No, io da quei vellani borgatari non ci torno, portacela tu. Ma c'è successo? Cosa da uomini. Ti accompagno fino al buco, però non salgo. Amone. Siamo dei colleghi. Dalla porta della gioielleria non è uscito nessuno. Ma voi cosa ci fate qui? Sorvegliamo l'ingegner Calabrò che ha gli arresti domiciliari.